Prova, 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 prova. Vabbè. Prova, 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 prova. Come su internet, va bene. Bene, cominciamo diretto, come ho posto qui su internet, e purtroppo nessuno collabora, e pazienza, insomma. Ma palluto su cellulare io, poi scriversi l'esercito internet. Bene, cominciamo diretto, come ho posto qui su internet, e purtroppo nessuno collabora, e pazienza. Vabbè. Esadio si è presentato io che intanto Neola come si vede che sta abbassando come il depruso este praticamente con questo aneddoto Saide no, che la fotografia si de manco ecco qua questa è la situazione che non era su Zaravallo o non era abba fino a mezzodie ma pispisando insomma come te scomo il Mudinedda 10 gradi temperatura massima 8 gradi temperatura minima Pokrasa si prevede tempesta, poi la musabile pure sul giornale, che l'unarata deve cominciare sabato apposta da essa 9 in poi. Come non scorsi, visti questa trasa zona da pure a rischio, queste ruia o arancione, ma mi pare che hai scompreso che è arancione. 9 gradi temperatura massima, casa 8 gradi temperatura minima, quindi un'escursione termica meta corsa. Bene, andiamo da innanzi, devo Sannova, Eresi, già BT Volley ha vinto 3-1, devo andare una partita vina bella, insomma, qua vina si squadra adesso Gonone, Iti abbastanza forte, però già BT Volley ha boccato già preparazione sua e che ha sei nella spuntata. Batapito un pacco di sbaglio, specialmente il sostino de battuta, insomma, che non ha sbagliato troppo sbaglio di battuta, a parer mio non va bisogno di partire in battuta in schiacciata, non è necessario, basta deporre un po' in gioco che una via che in gioco di squadra è il forte e salva tutta non tanto. Bene, andiamo da innanzi, comunque forza BT Volley, alle BT Volley e alle Vitesse che giocatoie e giocata su Ponte a Sastrese de Orta e Die e poi abbiamo in Giallurese che gioca in casa, gioca in Ocche a Sastrese de Orta e Die chissà San Verese forza Bittese, forza Lulese. Bene, andiamo da innanzi, intanto siamo preparando, visto che sono già pronto su scappannone, dessa protezione civile, però sa marcia per la pace, adesso spizzi dello chieni, dell'azione cattolica chieni a manifestare pro sapà che o a che vide si impegni solo po sapà che il suo mondo arrivano a San Nove Mesa a piazza a Falcone, Piazza Niedda, insomma, che la Camangai. Io ho preferito poi la Camare Piazza su Ponte, che è qui su Ponte. A, a Sasunnichi, Marcia per la Pace, a mezzodì arrivano, partono dai Piazza Marcato fino da Sumeracolo, in Turnanne, a Piazza Nova, poi prendendo via Brigata Sassari, via Dante e poi Sumeracolo poi a una bestia su pranzo, poi tutto lo spizzino e a 2 e mezza attività e preghiere finali. Bene, altri eventi sono in nulle bestie incontro azienda tessile Cravole Eugenia Pinna, che sarebbe nata chiaramente di tessitura, di sarte tessitura, in su centro pilota Isola, su locale ex Isola de Nulle, scusate. Andiamo da innanzi e facciamo del giornale, della rassegna stampa, questa è la prima pagina del Unione Sarda. Cagliari è una gioia infinita, battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65esimo, esplode la Domus.
caos nomine tra ricorsi e trattative, questa è la telenovela, e infatti sì, una stanca telenovela, questo è un intervento che batte in prima pagina e poi sì che sa che in 21 devo dire che mi sto un po' stancando di scrivere sulla vicenda dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Sardegna e immagino che anche i lettori siano nello stesso stato d'animo. Ma la giunta ha trasformato la faccenda in una telenovela e purtroppo continua ad operare per produrre nuovi episodi. Ogni giorno c'è una puntata e di solito è una nuova bastonata per la giunta. L'ultima è l'attesa sentenza del TAR in merito alla rimozione del dottor Flavio Sensi dalla posizione di direttore generale della ASL di Sassari. Cioè una cosa incredibile proprio. Accudittoso dei 5 Stelle Sondegai, caos nomine tra ricorsi e trattative, scirocco e pioggia l'isola in allerta. Questa è la prima pagina della Nuova Sardegna, Colamo, la prima pagina dell'Unione Sarda. Ah no, dove è andata a finire la prima pagina sull'Unione Sarda? Questa Nuova Sardegna, scusate, la perdita. Vabbè, non va più tempo, lo può recuperare, dai, siamo già in ritardo. Sant'Antonio, la beffa del fuoco negato, siamo nel danno del perdita di fuoco. L'amministrazione evoca Crams Montana e agita lo spauracchio della sicurezza, cosa che non si rende né conto in vizi. Cioè, badate bene, io avverto tutto il duo scomitato di Sant'Antoni, sì, non basta ubbidienza, soldettamese di chi è responsabile della sicurezza, io hanno la sua responsabile, non lo ha coproso. Cioè, praticamente tocca a chi sa indicazioni che vengono date, ben sarà mantese. Cioè, battappi un momento di criticità, specialmente in Goreai. Io in questa condizione non mi bicheglio ponere, o bata obbedienza a soldetamese o se no a nuova sul piano di sicurezza bullocchita il facere dai essere ammesso che va a attaccare casilo che si picchete tale responsabilità, cioè non ha stessa idea di quale è essa responsabilità in un piano di sicurezza di questo tipo, ma poi non solo a stilare il piano di sicurezza ma mi pone il geo come responsabile della sicurezza. Non è una cosa gai semplice e gai facile. Il comune cancella l'evento proloco, autorizzazione arrivata in ritardo. E quindi stiamo attenti a che questo può succedere. Purtroppo Rauchina è il fuoco ed è in un momento particolare, particolarmente pericoloso. Nanne che non capita, capita. Allora, a questo grazie lo distaccandosi da essa Uchina, che hanno lo spezzino in arziane, che hanno invece bisogno avvertimento dell'olligare sul grazioso e a che rimanere a chi non si ortolane. A questo, su occo, a che alimentannelo durante che lo spezzino in arziane. Questa cosa non può ne più succedere. Cioè, non nisco si annova a accettare l'incarico dell'uacere, ma si accetta l'incarico dell'uacere a pa essere severissimo e sino al degai a sospendere la occhina di Sant'Antonio. Bene, quindi siete una cosa che tutta scurtene, che è mette importanza, che la responsabilità è davvero metta mano. Andiamo da innanzi e diamo delle cose che sono insomma del giornalismo normale. A nostra insisterete insufficiente ripristino urgente siamo già danni sempre questa questione ABA che è partita da questa questione diga tra Silvestro Lado, De Rio, Tola e sono intervenuti intanto e pure questo intervento del comitato ABA nostra che nella diga non è importante, l'importante è la rete idraulica, nuovo vertice a Siniscola.
la questione idrica tiene banco, il dibattito è sempre acceso e particolarmente animato. L'ultimo evento in ordine di tempo è la riunione di giovedì scorso del direttivo del coordinamento Abba Nostra, il comitato che da tempo segue le vicende idriche che interessano i centri dell'Alta Baronia. Parlando di acqua potabile, negli ultimi anni si è diffusa una imprecisa tendenza a correlare in modo sistematico l'assenza di un secondo invaso ai fenomeni di interruzione del servizio idrico e alla scarsa qualità dell'acqua erogata dalle utenze, dice il portavoce del gruppo Franco Busacchi. Vabbè, intanto Abba Nostra è già un nome sbagliato, Sabba el de tutto e non el de nessuno, né in un bella proete né in un bella via. L'addio a Francesco Pio e il grande dolore di Ottana, la monatico su Pizzinnedo che è morto, è fatto morto in Saculla, il funerale del bimbo potrebbe essere celebrato domani. Reparto di oncologia, questa è una bella cosa, eccellenza di umanità e di professionalità, lettera di ringraziamento. In confronto tutto, ricorso, recontro ricorso, cioè dare male della sanità, eccetera, eccetera. Finalmente qualcuno che riconosca la dedizione, la missione del dottore e in particolare custodo appunto salvavita e che assiste i malati che no, hanno fatto spero di vita. La vita a volte riserva delle sorprese e inattese, così durante un controllo ho scoperto di avere un tumore. Mi sono rivolto all'ospedale San Francisco di Newark ed ho iniziato il percorso di cura. Inizia così una lettera che Angela Natalia Catrini ha inviato alla redazione norese della Nuova Sardegna. Sono stata presa in carico dal CAS, dove ho trovato del personale attento e puntuale nell'organizzazione di esami e di visite, racconta ancora la signora. In seguito sono stata indirizzata al reparto oncologico dove gli infermieri, gli angeli custodi del reparto mi hanno accolto sempre gentili e sorridenti. Durante le terapie mi hanno accudita con professionalità, rincuorandomi nei momenti di sconforto. Angela Natalia Catrini passa così alla serie dei ringraziamenti. Un ringraziamento particolare va all'oncologo, scrive, in particolare alla dottoressa Chiara Porcu, preparatissima e dotata di rara empatia che mi ha supportato durante le visite. Grazie anche alla psicologa dottoressa Luisa Brodo che mi ha accolta e sostenuta. Un pensiero riconoscente va infine alle volontarie che con tè e con biscotti hanno addolcito le lunghe mattinate della terapia. Grazie a tutto il personale del reparto oncologico, eccellenza di professionalità ed umanità, un luogo in cui il paziente non si sente solo, ma parte di una meravigliosa famiglia. Firmato Angela Natalia Catrini. Voilà, perché tu leggi tutto questo articolo che veramente manifesta un rapporto giusto tra paziente e dottore. Istruzione, noi gli accorpamenti vogliamo una scuola più smart, cioè intelligenza, più intelligente. Intanto l'incontro Ciccolini e Bidoni con la consulta studentesca. A pochi giorni dal vertice con i dirigenti scolastici, il presidente della provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, insieme alla consigliera provinciale con delega all'istruzione, Lisetta Bidoni, annunciano l'incontro con la consulta delle studentesse e degli studenti per avviare un discorso di collaborazione volto a programmare azioni concrete che promuovano un'amministrazione più inclusiva e il dialogo tra giovani e istituzioni. Bene, 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 andiamo da innanzi, tutto il buon hacker. Pagamenti PAC, troppi ritardi, migliaia di aziende in difficoltà, politica agricola comune, nuovo appello della Coldiretti. Andiamo da innanzi.
le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi. La crea pure adeguata a questa tecnologia nuova. Allora, Monsignor Roberto Fornaciari al monastero benedettino di Camaldoli alla guida della diocesi di Tempio Ampurias. Mi hanno colpito l'amore e il calore dell'isola, l'allarme sull'abbandono scolastico in Gallura. Este su Piscamu Novo. E no che abbiamo un articolo, un'intervista a Bomboi, a chi Adriano Bomboi, il giniscolesio, che tanto lo conoscono da internet, insomma, che interviene in politica, che in posizione di tutto su. Io lo conosco personalmente, che è stato un alunno mio, è stato autodidatta, ammirevole, che poi ha fatto la scuola appunto delle cupe, che ne diversi anni in uno, e come però questa è una voce in capitolo, e, insomma, in internet. Sull'energia e trasporti la regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo statuto, non leggi farsa. Questo è un articolo un po' combatte l'immobilismo della politica, sono di numeri, analisi e proteste, contesta l'indipendentismo che guarda all'estrema sinistra e quello populistico di certi esponenti della destra, si definisce un liberale e ritiene che questa ideologia si sposi con l'aspirazione ad una Sardegna sviluppata, autonoma, federalista e in futuro magari realmente indipendente. Adriano Bomboi, 44 anni di Siniscola, studi in giurisprudenza e relazioni internazionali, saggista e animatore del sito internet La Nazione, portale di critica, informazione e comunicazione politica. Studia i numeri, guarda alle altre realtà come Malta, Taiwan, Scozia, Catalogna e parla dei problemi della Sardegna. E insomma, è intervenuto un po' sopra detto Adriano. Andiamo la sapatata bollente e dolente su 41 bis, praticamente la Sardegna è concepita come una galera totale, non che paura sa delinquenza e solo, che si sviluppati lo che solo e che importare in Sardegna questa forma di delinquenza. Con i boss mafiosi al 41 bis rischio di nuovi scenari criminali. Intanto non vi credene, ma esproprio dei gai. Non sono a sa delinquenza sua, pure noi siamo sa delinquenza nostra, ma non abbiamo niente, nulla a spartire chi sa delinquenza di solo, cioè cosa basata su questa mafia, basata su che nessuna attività te potete essere fatta, che ne pagare, che ne sia sottoposta a controllo e a taglieggiamento. Mauro Pugello, presidente del tribunale, interviene sul caso Badue Carlos. Quella malavita è un'impresa familiare. Il CDA è la famiglia, la D è il detenuto. Cioè, la famiglia è il consiglio di amministrazione, è su AD, su dirigente, e su detenuto, cioè su Galiotto. Quindi non che somba un Galiotto normale, ma che somba un Galiotto dirigente di aziendas criminales, mafiose, trasferimenti di detenuti e carceri esclusive, i punti oscuri che il governo deve chiarire. Andiamo da innanzi, allerta superciclone, i comuni si barricano contro la tempesta. Previsioni shock, individuate le aree critiche, i sindaci ordinanze pronte per chiudere le scuole. Quindi siamo in una situazione veramente mezzana, oggi l'incontro, allora i sindaci stanno imparando in fretta il lessico meteorologico, perché il ciclone che si abbatterà sull'isola stasera e soprattutto domani è spaventoso, quasi senza precedenti. Ci attendono piogge molto intense con carattere di burrasca, forte vento e mareggiate
dice preoccupata Daniela Falconi, prima cittadina di Fogna e presidente dell'ANCI Sardegna. Commenta: a margine delle maxi riunione convocata dalla protezione civile con assessore regionale alla difesa dell'ambiente Rosanna Laconi e tutti i sindaci dell'isola in collegamento da remoto. In serata è arrivato l'avviso ufficiale dai canali della regione, le zone costiere sono più interessate, ma l'allerta chiama in causa tutti i 377 amministratori sardi. Per questo motivo i sindaci hanno passato il sabato sera davanti al computer a scrivere le bozze delle ordinanze della chiusura di scuole, parchi e luoghi di interesse. Poi magari vediamo la situazione come in testa rispetto a Bisti. Allora, andiamo da innantesi, feste e sagre, la Sardegna Farete, progetto Quality Med, propone nuovi itinerari nell'isola in bassa stagione. Veramente questa cosa di qualità Sardegna non l'hanno inventata come è stata inventata, vabbè, voucher per patenti, bonus da 3.500 euro. La Regione Sardegna tramite l'ASFAL ha pubblicato il nuovo avviso voucher patenti che prevede un voucher formativo fino a 3.500 euro. Le domande possono essere presentate a partire da domani online sul portale sussardegna.it utilizzando SPID, CIE, CNS 500 euro per consentire le patenti CCE e CQC merci e persone. L'avviso resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Guardate bene, no, che vabbè, mi manca tra 3.500, mi manca su 3, no, che questo è 500 euro, ma è 3.500 euro. Purtroppo non ha dato Gianova, ma non è sicuro, ma me l'hanno dato per certo che invece l'autoscuola è stancata, ha finito già attività. Dolore Manno, caso è stato, io pure parecchio in Andria, prima l'ha rilevata dai Caltagirone, l'autoscuola e l'ha fatta funzionare per un po' anni. Dolumanno, quindi da parte mia e penso pure da parte Saida che inizia a mancare un servizio importante, fondamentale, ma sia non solo per la spiccare la patente, ma sia pure per la rinnovare, che si poteva rinnovare in vizi la patente come invece bisogna di andare altri due. Piccoli comuni riuniti il 19-20 febbraio a Roma Convention Center, la Nuvola, si terranno gli stati generali dei piccoli comuni, 2 giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei comuni di minore dimensione demografica, un'occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all'elaborazione di proposte concrete da rappresentare alle amministrazioni centrali. www.anci.it Ponneschiere Canchicolla 20, 19 e 20 febbraio. Ecco, mi sono dimenticato poi questa questione su Carraseccari in bici, che so adesso associazione a Chimus Mananata a cominciare a preparare lo spizzinello pro su un festival di sospizzino in su salone su Ariston, quindi già separare le canzoni da separare in modo tale da essere pronto. Andiamo da innanzi che sarà rassegna stampa, no di Ryanair a Starlink, Musk attacca o l'era a richieste sul presidente di Ryanair. Il patron di Tesla accusa anche OpenAI e Microsoft e chiede danni per 134 miliardi. Elon Musk vuole da OpenAI e Microsoft fino a 134 miliardi di dollari in danni, forte della decisione del giudice di consentire al suo scontro con la startup per l'intelligenza artificiale di andare a processo. Il miliardario alza il tiro, deposita la sua richiesta.
lo fa mentre alza i toni con la D di Ryanair Michel O'Leary, definito un idiota totale per aver escluso l'installazione del servizio internet Starlink sugli aerei della compagnia, in quanto troppo costoso. O'Leary dovrebbe essere licenziato, di sicuro non è ben informato, ha detto Musk, il patron di Tesla, cioè sì, è troppo costoso, ma pa che te hacker, poneti lo studio aereo, e vola che sono aereo studio, sai sumo, poter venire al hacker, non solo volare in occhio, ma pure anche sai sumo. Festa e sagre, l'abbiamo già visto, UE, l'America Latina, firmata l'intesa, se usai danno esempio adesso contratto Mercosur, accordo Mercosur, serve l'ultimo sì dell'Europarlamento, agricoltori contrari, ma in effetti è un allargamento del suo mercato e questa pure è una novità di carattere mondiale. Assaine Europa uso Mercosur diventa un mercato di libero scambio un manno del suo mondo. Sono un appuntamento a sua scala non si potete mancare. Iran-USA è ancora a gelo. Khamenei attacca Trump, responsabile dei morti. Questo criminale istituto de Priterum degli Ayatollah accusa Sosatero, non che non lo merita Trump, ma accusa Sosatero di criminalità e issa esti sperdenne sul popolo suo, esti sperdenne, costringendolo a vivere una vita medievale, ma il presidente minaccia lo Ayatollah, è ora di cambiare la guida del paese. Groenlandia, danesi in piazza, Meloni sull'invio di soldati lo valuteremo con la Nato, cioè l'Italia non ha mandato manco simbolicamente soldati e come Trump a Soschiana ha mandato simbolicamente soldati, le data arziate soldati, vera e propria rappresaglia. Pace in Palestina, membri del comitato non graditi a Israele. L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha reso noto che l'annuncio della composizione del comitato direttivo di Gaza, che è subordinato alla conferenza di pace, non è stato coordinato con Israele ed è contrario alla sua politica. Il primo ministro ha incaricato il ministro degli affari esteri di sollevare la questione con il segretario di Stato degli Stati Uniti, commente che tutto deve essere fatto a parere e a comando di Israele, in cui pure il crimine non manca. Pioggia e vento, mareggiate, la Sardegna aspetta l'arrivo della burrasca. Vi andiamo all'estero, scasemos in ritardo, nomine caos infinito, dai direttori licenziati anche un ricorso al TAR, quindi è stato un ricorso dopo Satiro proprio che non sono stata rispettata la regola, quando si tratta di azienda pubblica, no, il direttore non sono nominas politica, ma deve essere nominas di competenza. Controlli accurati sui titoli, uno specialista indagato rimandato in Campania. Medici gettonisti, verifiche dell'azienda sanitaria di Olbia, in occhio pure beste uno mangia, che sa questione sul gettonismo e accanto parete va soffritto pure, come tai custo, un specialista indagato finché l'hanno tornata a mannare in Campania, il loco suo, in un bel pote fa che su mafioso canto le pare. Insomma, in che vogliamo all'Armese, per esempio, questo stesso anziano ha la targa clonata, la nuova truffa contro gli anziani. Cioè, state attento perché vi potete dare appunto targa che sono uguali alla targa sa macchina vostra che poi e non usata provate altre cose non buona naturalmente. Invece no, che abbiamo una nuova veramente interessante di medicina. Torino non risponde alle cure, lo collegano all'ossigenazione extracorporea e intervengono. Cuore fermo per un giorno.
per salvarlo dall'infarto. Per un giorno il cuore di Andrea, medico radiologo torinese, è stato spento dai suoi colleghi anestesisti. Serviva a tempo per curarlo. L'arresto cardiaco non rispondeva alle cure standard. In questi casi la probabilità di sopravvivenza è sotto il 10%. Così nella rianimazione delle molinette hanno tentato l'ultima strada, una macchina per la circolazione extracorporea in grado di portare la probabilità al 50%. La tecnica ECMO, ossigenazione extracorporea e membrana, può sostituire in via temporanea cuore e polmoni. Non riuscivano a far ripartire il cuore. ECMO ha dato la possibilità al cuore di calmarsi, di fermarsi un attimo e di sistemarsi. Spiega all'ANSA il paziente, 47 anni, l'ANSA, il paziente che ha appunto 47 anni. Sono riusciti a salvarmi e anche senza avere danni cerebrali, che è la cosa migliore che potesse succedere. L'uomo si era sentito male il 25 ottobre dopo aver soccorso il padre che era caduto e aveva battuto la testa. I soccorritori chiamati per l'84enne si sono dovuti dedicare a rianimare il figlio. Una scarica dopo l'altra, farmaci, massaggio cardiaco per 45 minuti. Però il cuore non ripartiva. Era un arresto cardiaco refrattario, un evento spesso fatale. Andrea però è stato collegato all'ECMO, il sangue ha continuato a circolare, il cervello restava ossigenato, il cuore era a riposo e intanto i medici, in collaborazione con cardiologia, sono riusciti ad intervenire. Cosa da non credere, ite non si ha che può salvare una vita e poi invece Israel Guerra, Batapul de Kimbikenta, se schienta persone schimorano in trincea o da un'ala o da esatera e no che Guerramo lo può salvare una vita. Mai così tanti nemici per l'Europa, questo è Mario Draghi, per una grande azione a sostegno dell'UE. La cerimonia è il 14 maggio. L'allarme lanciato da Mario Draghi, insignito del premio Carlo Magno. Fatto un articolo oggi due articoli oggi, uno in Repubblica, uno del De Mauro e uno non la Pimenta, esatero giornalista, metta importante, un articolo dell'Eghere, ecco, del Veccaracciolo, su questa questione, Ucraina, Russia e poi Groenlandia, Canada e così via, veramente, voleva poter fare, ma già oggi la segna stampa è tanto lunga. Ho ucciso Abu per gelosia, questo è questo pezzinetto che ha stofizzato un panzo di scuola, a Tiff confessa a innescarlo le foto della vittima con la fidanzata. Insomma, lo spizzino in questa situazione, pure sospettino che di imparare superiore a questa cosa, e invece superiori evidentemente non sono, anzi come abbiamo visto potete essere che hanno le male in peso. Iran scontro Khamenei Trump, gli USA serve un nuovo leader. Meloni apre la presenza in Groenlandia, Casa Riformista lancia la sfida al PD, cioè a cantupare Terrenzi, del faccherne largo e del schircarne e che rosicare parte del suo PD. Renzi presenta il suo progetto a Milano, non possiamo litigare e poi perdere. Ecco, intanto però io che io unire, ma intanto Graziano Gallo e così via. È la solita storia di questa politica. Insomma, tutte le che chiedono unire può essere anche un altro razionamento. E si che a fa andare in peus. Tancamos lo ritenova da oggi. Nos damos appuntamento a casa.